E allora eccoci ritornati in studio, ultima parte di TV7 Match che, come si diceva prima della pubblicità, Ermanno, dedichiamo a una questione legata all'ambiente ma anche a un problema particolarmente sentito, che è quello dei rifiuti e come gestirli. Beh, è sentito perché è un problema che si fa sentire. Cioè, l'aumento delle forme cancerogene è determinato anche dal tipo di smaltimento che avviene dei rifiuti. In alcune zone ci sono chiaramente statisticamente un aumento di alcuni tipi di tumore che in altre zone che non sono colpite dall'accumulo di rifiuti o dallo smaltimento dei rifiuti non ci sono questo tipo di patologie. Allora la cosa più importante è capire come mettere in piedi, visto che un inceneritore o comunque uno smaltimento di rifiuti comporta un investimento notevole, costi e benefici, ma non solo. Quali costi e quali benefici effettivamente ci dà un inceneritore di cui parleremo stasera. Vuol dire, se io brucio quel materiale non è che sparisce, non è che fa solo cenere, ma mette nell'aria o consuma ossigeno o mette nell'aria tutta una serie di sostanze che possono essere fortemente nocive. Allora, stabilito che ormai l'ambiente terrestre è diventato sempre più piccolo, che la quantità di inquinante aumenta, perché mentre una volta eravamo solo noi a inquinare, adesso ci sono i cinesi, sono gli americani, Sud America, eccetera, taglio delle foreste, tutto ormai è diventata un altro tipo di pandemia voluta dall'uomo. Allora su questo noi parleremo per riuscire a capire se le scelte sono giuste o se ci sono scelte alternative, oppure se l'uomo deve cercare scelte alternative. Ricordiamo che l'uomo ha creato la bomba atomica che non serviva a niente, solo a far danni, e però ci è riuscito. Allora, se noi ci poniamo nella stessa filosofia, dobbiamo in uno spazio-tempo costruire delle forme di smaltimento dei rifiuti, sicuramente ci riusciamo. E quindi questo è l'argomento che affrontiamo stasera. Certo, presento gli ospiti che ci accompagnano in questa parte della trasmissione. Saluto Maria Elena Martinez, una dottoressa. Buonasera, grazie di essere con noi. Lei fa parte dell'Associazione Medici per l'Ambiente, grazie di essere qua con noi. E abbiamo in collegamento il professor Raffaello Cossu. Buonasera, professor Cossu. Buonasera, buonasera, è già docente di ingegneria ambientale all'Università di Padova e tra l'altro promotore del Comitato Interdisciplinare per la Salute e l'Ambiente. E in studio saluto Piero De Candia. Piero De Candia, buonasera, è direttore di Lega Ambiente Veneto. Grazie anche a lei di essere qua. Allora anche per i nostri telespettatori, adesso vi presentiamo un pochino quello che è il problema. Lo abbiamo sintetizzato in un servizio, iniziamo appunto a capire che cosa sono gli inceneritori, che cosa fanno, cosa servono. Vediamo. L'inceneritore è l'impianto per eliminare ciò che noi classifichiamo come rifiuti, che sono lo scarto della nostra società dei consumi. Tale sistema si è reso necessario a causa della quantità di prodotti che consumiamo. In meno di 80 anni la quantità di rifiuti è centuplicata e diversificata. Oggi l'usa e getta è divenuta una filosofia, o meglio un criterio che domina la nostra vita. Non facciamo più manutenzione, è più facile buttare e comprare il nuovo. Dalla semplice carta al computer, dall'alimentazione all'imballaggio, all'auto e anche al vestiario. L'oggetto, il suo imballo e il suo conseguente smaltimento è il problema che l'umanità deve affrontare e che sta divenendo a sua volta una industria che a sua volta potrà generare profitto, ma anche inquinamento da cui trarre comunque denaro. Quindi il profitto inquina? E di questo trattiamo stasera, ovvero lo smaltimento di rifiuti attraverso il recupero di energia, con l'uso dell'inceneritore, con la combustione di ciò che scartiamo. Tale metodo, oltre ad ipotetici danni, può dare vantaggi?
Da un lato abbiamo un recupero energetico tramite la combustione e dall'altro una elevatissima produzione di sostanze tossiche quali diossine, furano e nanoceneri che determinano l'insorgenza di varie patologie respiratorie e in generale possibili forme tumorali, nonché consumo di ossigeno. La soluzione attuale sta solo nella riduzione del volume dei rifiuti, pagando in cambio con una massiccia dose inquinante. Inceneritore e termovalorizzatore sono due parole che da tempo sono al centro di accesi dibattiti tra chi sostiene che siano dannosi e chi afferma che siano una soluzione. In Italia ce ne sono già attivi 41, di cui 26 si trovano nel nord Italia. Che efficacia e compatibilità hanno con l'ambiente? Questi sono inceneritori di prima, seconda o terza generazione. Nel 1968 a Milano fu costruito il primo e poi trasformato in termovalorizzatore che con l'aggiunta della camera di post-combustione permise di ridurre la quantità di diossina emessa. Dal 1999 agli inceneritori furono aggiunte altre nuove tecnologie, così da bruciare più rifiuti riducendo le emissioni e producendo più energia. Il problema però non è quanta energia producono, ma la loro collocazione, rifiutata dagli abitanti adiacenti all'impianto a causa del rilascio di odori e sostanze inquinanti potenzialmente dannose alla salute, malgrado la tecnologia attuale consenta di limitare il rilascio di diossina nell'aria al di sotto dei limiti fissati dalla legge. Ma tali limiti sono corretti? La scienza non è perfetta e le sue affermazioni sono contraddette dai fatti reali, perché anche gli inceneritori di ultima generazione risultano alla lunga essere comunque dannosi alla salute, anche se collocati lontani dai centri abitati. Dall'emissione dei termovalorizzatori è stata riscontrata la presenza di oltre 200 sostanze tossicologicamente attive, alcune delle quali riconosciute dall'OMS come cancerogene. Gli studi, ripetuti in vari centri urbani in prossimità dei termovalorizzatori, evidenziano un aumento del numero di ospedalizzati per patologie cardiorespiratorie, ma anche per alcuni tipi di tumore. Particolarmente inquinanti sono le diossine, che vengono assorbite dai vegetali, ingerite dagli animali d'allevamento e tramite il nostro ciclo nutrizionale finiscono nel nostro organismo, con l'effetto che possiamo immaginare. Così l'inceneritore, seppur utile per un verso o per l'altro, è un pericoloso inquinatore del nostro sistema alimentare. È possibile percorrere nuove strade per risolvere il problema inquinamento? Certamente sì, la scienza non ha limiti. Innanzitutto necessita produrre meno rifiuti. Pensiamo alla plastica, un prodotto realizzato per durare in eterno. Noi inconsapevolmente l'abbiamo utilizzato senza alcuna accortezza, soffocando il pianeta e creando nell'Oceano Pacifico il sesto continente, quello plastificato. L'altra soluzione è il riciclo, anche se questo non si presta al 100% quale sistema di smaltimento di tutti i rifiuti. In Italia la regione attualmente più virtuosa è il Veneto, che nella migliore delle ipotesi può arrivare al 74% di prodotto smaltito, ma l'altro 26% bisogna darlo agli inceneritori, con le conseguenze che sappiamo. Il futuro è la realizzazione del modello di economia circolare, che è davvero efficiente, dove praticamente tutto viene riutilizzato. Ciò comporta la utilizzazione di prodotti realmente riciclabili. Solo così ci si potrà liberare degli inceneritori, delle discariche e di conseguenza migliorare le condizioni dell'ambiente in cui viviamo. Ma questo è una soluzione tecnicamente accettabile per l'industria e l'economia? Ecco, beh, insomma, abbiamo cercato un pochino di riassumere un po' quelle che sono le problematiche, ma anche, come dire, le possibili soluzioni. Maria Elena Martinez, voi come medici ISDE, diciamo, sollecitate soluzioni alternative all'incenerimento dei rifiuti? Intanto un bel servizio, mi è piaciuto molto perché spiega bene certamente che ad oggi in questo momento, per come è strutturata la nostra società, abbiamo ancora bisogno dell'inceneritore, ma la cosa fondamentale da fare ieri è fare una buona programmazione da qui al futuro, non impegnarci a doppia mandata con inceneritori che ci impegnano per 40 anni, e invece programmare bene come arrivare all'obiettivo. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è non utilizzarli più, né inceneritori né discariche. In questa direzione
va tutto l'idea del Recovery Fund New Generation europeo. In questa direzione sta andando l'Europa, non perché sono dei bolscevichi, ma perché l'idea di fondo che c'è è molto interessante. Il mondo ha sempre meno materie prime, l'Europa non ha materie prime e di fronte a una situazione di questo genere, se noi le materie prime possiamo riprenderle solo dai rifiuti. I rifiuti sono le materie prime dell'Europa. Rimanere legati al resto del mondo con le materie prime per noi rischia di creare un problema economico enorme. Quindi di fatto, perché gli altri paesi ovviamente dicono prima arriviamo noi con le materie prime, poi quel che ci avanza va a voi, in un mondo dove scarseggia sempre di più le materie prime. Quindi fondamentale per noi dal punto di vista non solo ambientale, ormai quello che si è capito è politico, per questo abbiamo tutti i conservatori in Europa che ragionano in questa direzione, oltre che i verdi, perché abbiamo necessità di materie prime per mantenere un sistema economico avanzato. Quindi le soluzioni vanno trovate. Ora, è possibile, intanto a Padova abbiamo solo il 49% di differenziata, è aumentata del 2% negli ultimi anni, però dobbiamo andare più su. Treviso fa l'80%. E come mai fa l'80%? Perché hanno fermato l'inceneritore. Loro hanno detto no all'inceneritore, è stato fermato l'utilizzo e quindi hanno spinto sulla differenziata e spingendo sulla differenziata sono arrivati a quei livelli, ma soprattutto hanno creato l'industria che ricicla. Perché senza industria che ricicla io cosa faccio? Il mio buon prodotto di rifiuto differenziato lo regalo a qualcun altro? No, va tenuto qui in maniera tale da sfruttarlo. Il rifiuto deve essere un qualcosa di prezioso da tenere e da sfruttare, non qualcosa da incenerire e buttare via. C'è della materia utile là dentro. Certo. Certo. Professor Cossu, allora, rifiuto come risorsa e quindi l'incenerimento, oltre a creare problemi all'ambiente, è un po' una dispersione di materie prime. Aspetti che non la sentiamo. Deve riaccendere l'audio. Sì, ecco. sì, eccomi qui. Grazie. Io credo che sia il servizio e un po' anche quello che è stato detto finora prenda il problema vedendo dei singoli sistemi. È come dire, io per montare un tavolo ho bisogno di un martello, di un cacciavite, di una pinza, e stiamo parlando solo del martello o solo della pinza. Io sono assolutamente favorevole all'impostazione che deriva anche a livello europeo della gestione integrata, cioè vale a dire recuperare tutto il recuperabile, raccolte differenziate, promuoverle, come ho fatto ricerche. Ho tenuto il primo corso in Italia dal 1984 al Politecnico di Milano proprio sulla gestione dei rifiuti, quindi ho fatto le prime iniziative di raccolta differenziata della sostanza organica putrescibile in Italia, raccolta differenziata dell'alluminio, però è un dato assolutamente ben accertato per tutti i motivi che diceva prima la dottoressa, che nei rifiuti ci sono tante di quelle risorse che noi potremo recuperare e alcune che poi spariranno, potremo andarle a recuperare dai rifiuti. Però fatto questo, andando anche a iniziativa di raccolta differenziata e considerando che la raccolta differenziata non è il riciclaggio è io quando prendo un materiale e poi ottengo una plastica nuova, un vetro nuovo e così via. E quindi la plastica, la raccolta differenziata è un momento per separare, estrarre dei materiali che mi possono dare appunto dei prodotti con il riciclaggio. Nel fare questo, ed è le cose appunto che stiamo studiando e abbiamo anche tutti i numeri per questo, non tutto viene completamente riciclato. Cioè all'inizio proprio stavamo parlando della plastica che si raccoglie. Noi abbiamo fatto proprio uno studio per il Corepla a riguardo, una percentuale che è intorno al 50% non può essere riciclata.
non viene riciclata perché non è compatibile, plastiche sono plastiche, termoplastiche, indurenti, sono diverse tipologie di plastiche, alcune incompatibili fra di loro, per cui il riciclaggio e il recupero di questi materiali, una volta che si entra nella filiera del recupero, abbiamo tutta una serie di scarti. Ma questo è un processo, se mi date la possibilità di fare una condivisione dello schermo, faccio vedere proprio una cosa che... Mi sentite? Vediamo, sì, Sì. la sentiamo. Ecco, se possiamo vedere una condivisione, vedete questa? È un po' piccolina. No, vediamo così. Sì. Così la vedete. Ecco, Bene, sì. bene. Già meglio, sì. Ecco, e qui appunto si può vedere proprio rappresentato quello che era una volta la soluzione lineare: estraggo delle risorse dal terreno, produco, distribuisco, consumo e poi ho un rifiuto e lo butto in una discarica, in un inceneritore. Oggi con il concetto dell'economia circolare noi andiamo a produrre, distribuire, recuperare e ritornare alla produzione. Però non è un cerchio perfetto. Di questo dobbiamo essere ben consci, non è un cerchio perfetto. Noi abbiamo tanti rifiuti che residuano e di cui ci dobbiamo occupare. Se noi guardiamo per esempio la gestione dei rifiuti, ecco qua, questo era quello che vi volevo far vedere. Il riciclo dei rifiuti è assimilabile a quello che è il ciclo del carbonio, cioè i cicli che abbiamo in natura. E anche in natura il carbonio può essere la CO2, può essere presa dalle piante con la sintesi clorofiliana, produce nuova sostanza organica, e tutto circa gli animali si cibano di queste sostanze che vengono prodotte, gli erbivori e poi i carnivori che mangiano gli erbivori, e quindi è tutto un ciclo, però poi abbiamo sempre un sedimento. Un qualcosa che non entra nel ciclo e che si deve ritrovare in un cioè si trova, e quindi in un sedimento di parti molli, di parti rigide, fino ad avere dei depositi di agenetici nel tempo, il petrolio. Certo, ecco professore, quindi lei ci dice che anche l'economia circolare, come diceva, non è un circolo perfetto, ma a un certo punto ci sarà una frazione che dovrà essere in qualche modo smaltita in maniera diversa. Esattamente, cioè per cui noi non dobbiamo, secondo me, quello che è oramai obsoleto e da abbandonare è l'incenerimento dei rifiuti, tal quale e le discariche dei rifiuti tal quale, ma per esempio la discarica svolge un ruolo ineludibile per chiudere il ciclo della materia, proprio per evitare quell'inquinamento diffuso di cui parlava prima il direttore, che rappresenta il problema ambientale a mio avviso più grosso che abbiamo davanti, cioè che non c'è nessun angolo del pianeta dove non stia crescendo la concentrazione di metalli pesanti, di sostanze organiche persistenti e così via. Dopo magari più avanti riprendo anche il discorso dell'inceneritore, ma tanto adesso lascio la parola ad altri, cioè questa necessità che c'è bisogno di questi sistemi. Certo, no, ecco, volevo far intervenire anche Piero De Candia di Legambiente, perché anche voi poi monitorate sempre la situazione, c'è un dossier che viene pubblicato tutti gli anni su quella che è la situazione. E allora, diciamo così, abbiamo sentito il professore e l'abbiamo detto anche nel servizio, il Veneto è una delle regioni che, tra virgolette, più virtuosa per quanto riguarda la differenziata. Poi però c'è il problema appunto di quanto si ricicla effettivamente, di quello che viene separato. Certo, guardi, colgo proprio a c'era il punto in cui ha messo l'attenzione il professore, cioè quella parte che oggi non viene riciclata. Questa è una frazione che va diminuita il
il più possibile. Ricordiamoci che una decina d'anni fa, neanche 4-5 anni fa, pensare di riciclare i pannolini, cioè i prodotti assorbenti per la persona, era considerato impossibile. Oggi in Veneto abbiamo il primo impianto al mondo che ricicla pannolini. Questo è a Treviso e è un impianto che serve un milione di persone, cioè in tutto il Veneto e servirebbero 5. È un impianto che è stato anche molto ostacolato dalla burocrazia, questo, cioè quello che diciamo noi. Uno dei nostri slogan, dei nostri ecoforum, cioè dei nostri rapporti con i cicloni, era proprio di scariche zero ed impianti 1000. Cioè noi dobbiamo investire, e qui ci deve essere l'aggancio ai fondi del recovery plan, dobbiamo investire negli impianti dell'economia circolare. È vero che della plastica recuperiamo poco, però noi sulla plastica abbiamo anche investito poco, nel senso che fino a qualche anno fa andava tutta tal quale in Cina, finché la Cina non ci ha chiuso le frontiere dicendovi la vostra plastica fa troppo schifo. Quindi, cioè, ma questa era la carta, Era come la carta la plastica l'abbiamo sempre riciclata qua in Italia. La carta nel sud-est asiatico è stata molto forte, no? Anche nella carta, cioè i due filiere forse più colpite dal blocco delle esportazioni sono state queste due. Questo per dire cosa? Che noi dobbiamo investire sulla qualità, c'è una parte sulla qualità della raccolta differenziata che facciamo e vediamo come in provincia di Treviso abbiamo meno di 70 kg per abitante di secco, cioè di materiale che non va è riciclabile ad impianto di riciclo, quindi con una qualità della differenziata molto alta, quindi di un prodotto molto valido. Seconda cosa su cui bisogna agire, ed è indispensabile farlo, è su quello che si chiama eco design, cioè devono esserci le norme normative europee e nazionali affinché si pensi ad un prodotto dalla sua nascita al suo riutilizzo, al suo diventare materia prima seconda, senza costruirlo per essere gettato. Forse con un approccio simile riusciremo anche a ridurre di molto la potenza degli inceneritori necessari nella nostra regione. Certo. Allora io propongo una provocazione, no? Abbiamo un riciclo fatalistico, lo chiamerei così, o un fatalismo riciclato. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome produciamo questo, come facciamo a smaltirlo? Cioè il problema viene dopo. Allora, fino adesso diciamo che la produzione industriale è una produzione casuale. Cioè uno si inventa qualcosa, si inventa il Teflon, si inventa qualsiasi cosa, dopodiché l'ultima cosa che viene in mente è come lo butterò via. Ma questo apparteneva a una società di qualche anno fa dove diciamo che il consumo era abbastanza limitato e quindi il problema non appariva, pur essendoci non appariva. Adesso invece abbiamo un altro problema, che siamo tanti, vogliamo tutto, consumiamo di tutto, dobbiamo impacchettare tutto, anche questo io penso sempre, scusate la chiosa, alla baguette in Francia, vai a prendere il pane, ti dà un pezzettino di carta e tu vai a casa col tuo pane in mano. No, per carità, sarà poco igienico, soprattutto in questo momento, però bisogna sempre impacchettare tutto, come succede col formaggio, 100 grammi di formaggio c'ha 10 grammi di plastica, ecco, questi sono i punti, ci vogliono dei criteri. Tu vuoi 100 grammi di formaggio, io te lo do,
ma lo paghi molto di più perché paghi la plastica che vale più di 100 grammi di formaggio. Ecco, cioè è una logica, è un'educazione che stiamo imparando per esempio con questo virus. Stiamo imparando un comportamento che prima era totalmente sconosciuto, il rispetto della distanza, il rispetto dell'ambiente e anche il fatto che ci siamo finalmente fermati un attimo e abbiamo incominciato a pensare di nuovo, perché prima eravamo trascinati da un consumismo esasperato. Voglio tutto, e soprattutto mi metto per primo, visto che facciamo pubblicità, prendi quello perché è bello, perché ti piace, perché ti stimolo a consumare, no? Perché se no l'economia si ferma. Il problema è che quando l'economia supera quello che è la capacità di assorbimento dei rifiuti, noi siamo costretti a molare questo pianeta e andarcene dall'altra parte. Ormai siamo arrivati, stamattina siamo arrivati su Marte, no? Giusto? Ecco, allora, non è il caso di pensare, qui sta agli scienziati, che fine farà quello che sto producendo. Dopodiché ci vuole una commissione che dica sì, lo puoi produrre e tu ti devi impegnare a smaltirlo. Non tu personalmente, ma comunque il sistema deve essere un sistema a ciclo completo, perché abbiamo scoperto che noi avevamo le centrali nucleari, adesso, che è una cosa bellissima, perché finché funziona è fantastico, costa pochissimo l'energia, ma in questo momento non sappiamo dove mettere i residui. Noi abbiamo ancora della prima centrale nucleare che mai è partita a Latina, in Italia, che ancora ha il suo materiale nucleare che ancora là e non sappiamo dove smaltirlo e ha dei costi fantastici, ma dove lo andiamo a smaltire? Da un'altra parte dove questi sono molto meno esigenti della loro vita e quindi andiamo a fottere qualchedun altro per riuscire a smaltire la nostra radioattività. Ecco, questa cosa qui, visto che il pianeta sta diventando piccolo, non è più il pianeta di Cristoforo Colombo, Cristoforo Colombo è un pianeta enorme, adesso è un pianeta che in 12 ore ne fai metà in aereo, sperando che gli aerei non volino più. Allora, che cosa ne faremo? Uno, se si mette a fare l'industriale, mi racconta da dove parte e dove finisce, e la società deve essere organizzata per riuscire a completare il ciclo. Allora, l'impegno che ha il professore e voi è quello di tamponare una situazione. Ma non possiamo andare avanti tamponando, questo produce i PFAS, no? Che è una cosa bellissima perché riusciamo a tingere la lana piuttosto che chissà cosa, facciamo perfino le pentole che non si attaccano eccetera, però dopo i nostri figli bevono quell'acqua. Allora io quel PFAS non mi interessa, preferisco avere una pentola di alluminio normale, farò fatica, dovrò grattarla alla fine, si attaccherà alla bistecca, ma chi se ne frega, non ammazzo nessuno, perché sono delle armi improprie cosiddette, ma sono comunque armi micidiali. Allora, qual è il progetto, professore? Parto con lei. È possibile fare una ricerca in questo senso, per riuscire a creare delle linee e obbligare le Nazioni Unite ad accettare questo tipo di progetto, l'Europa a accettare questo tipo di progetto? C'è la sensibilità in Europa di questo tipo, al di là di dire non vogliamo inquinare, che è una bella asserzione, ma diciamo che di buone intenzioni è lastricato l'inferno. Prego, professore. Io in questi discorsi un po' di carattere generale alla base li potremmo fare per tante cose, per esempio per la criminalità va eliminata, lo potremmo fare con un impegno nella scuola fin dall'inizio. E noi, se guardiamo però la realtà nel mondo, e questo è quello che ci deve guidare, perdonatemi se faccio ancora riferimento ad un grafico, ma giusto per portarci in una situazione di realtà con i piedi per terra, perché ripeto, quel servizio che avete fatto sull'inceneritore era molto caricato, sapeva tanto di articolo giornalistico tipo bombe ecologiche e così via. Questa è la realtà al mondo, dove ci sono indicati con i pallini la situazione, lo smaltimento nei paesi del mondo. Giappone, 80% di
di incenerimento, quasi niente di discarica, e abbiamo un 80% di, dunque dove siamo? Qui sul riciclaggio siamo qua, e abbiamo un 20% di riciclaggio. Poi andiamo in Danimarca, abbiamo 50% di incenerimento, in Svezia, in Olanda, in Svizzera siamo a percentuali di rifiuti che vengono trattati per via termica che siamo intorno al 50%. E vediamo che il motivo, e questo secondo me è stato un po' un qualcosa usato per imbonire il bambino, cioè per imbonire chi era contrario all'inceneritore, è stato inventato questo termine di termovalorizzazione. Non si incenerisce per produrre energia al mondo, ma guardando questi dati si incenerisce per ridurre il volume dei rifiuti. Inceneriscono il Giappone, la Danimarca, la Svizzera, Singapore, tutti i paesi allo stesso tempo che riciclano moltissimo. Quindi l'incenerimento diventa un fatto fondamentale per ridurre il volume dei rifiuti. Quando abbiamo 100 tonnellate di rifiuti, con il trattamento termico, con l'incenerimento, con la pirolisi e gli altri sistemi termici, si riduce a 10 di volume. E questo è il problema. E solo per questo paesi industrialmente avanzati come gli Stati Uniti, il Canada, non inceneriscono perché non hanno questo problema. Allora, quindi dobbiamo affrontarlo in termini molto laici la cosa. Noi siamo Roma e si avvicina a paesi che non hanno bisogno di incenerire, o a paesi che invece hanno bisogno di incenerire. Anche perché poi i rifiuti di Roma, diciamocelo chiaramente, dove vanno a finire? Vanno all'estero per essere inceneriti. Se quindi incenerire è un qualcosa che danneggia la salute, noi siamo così immorali che tuteliamo la salute nostra per andare a incenerire, a creare problemi in Germania e in tutti gli altri paesi dove i rifiuti vengono avviati. E in più, da ultimo, e questo lo dico al problema della pericolosità degli inceneritori, ma qualcuno gliel'ha detto al Giappone, alla Danimarca, alla Svizzera, alla Svezia, che stanno facendo una cosa sbagliata, che non sanno che stanno inquinando l'ambiente, che stanno compromettendo il futuro dei nostri nipoti? Bisogna che qualcuno glielo vada a dire. Glielo dice lei direttore, glielo dice lei dottoressa, perché questi hanno l'anello al naso, ancora non hanno capito che incenerire inquina e crea tutti quei massicce dosi di inquinanti di cui avete parlato prima. Beh, certo professore, comunque è indubbio che ci sono degli studi anche in merito che, anzi si è ventilato anche il collegamento anche dell'epidemia del Covid legata all'inquinamento e non a caso appunto le zone dove si sono sviluppati più rapidamente i casi erano zone molto inquinate, e su questo si sta studiando, se non sbaglio. Quindi sicuramente per carità è chiaro che l'incenerimento è una soluzione per ridurre il volume e giustamente dice non per produrre energia, anche se sentiremo dopo che insomma ci sono anche dei casi tra virgolette virtuosi, però i problemi per l'ambiente ci sono e quindi bisogna trovare comunque delle soluzioni alternative, no? Allora, non ho capito, cioè il Covid è nato dall'inceneritore? No, ho detto un'altra cosa, ho detto che la diffusione... Perché anzi gli inceneritori hanno risolto molti dei problemi del Covid, pensate a tutte le mascherine, a tutte le tute, provate a riciclarlo quel materiale lì, e meno male che ci sono gli inceneritori per trattarlo. Allora, a parte che io lavoro in ospedale, sono un anestesista e quindi per principio so perfettamente che esistono dei materiali, ad esempio quelli biologicamente pericolosi che noi produciamo purtroppo in grande quantità in ospedale, che vanno inceneriti. Quindi io non sto dicendo, anch'io credo che per alcuni tipi di materiale, banalmente quello veramente che produciamo in ospedale, credo... Ma la scienza va sempre avanti, quello lì però credo che ad oggi va incenerito. Però una cosa è ridurre al massimo e quindi avere alla fine
pochissimi inceneritori che riescono a soddisfare praticamente tutta la produzione di rifiuti minima che abbiamo, quindi recuperare il massimo delle materie prime che abbiamo all'interno dei rifiuti e quindi metterci dal punto di vista sia di protezione della salute, perché inceneriamo meno, perché abbiamo meno rifiuti, sia dal punto di vista di recupero dei materiali che ci servono, nella posizione migliore. Ma oggi non siamo a questo livello qua. Il Veneto è vero che è il più virtuoso d'Italia, ma non è che l'Italia sia particolarmente virtuosa nel toto, e soprattutto abbiamo Venezia e Padova, che non sono piccole città, sono quelle messe peggio, quindi abbiamo del bello spazio di recupero, parlando del Veneto, primo. Secondo, abbiamo moltissimo spazio tutta nella programmazione degli imballaggi. In realtà su questo ancora siamo veramente a dei bassi livelli. Mentre una volta si andava col suo bel contenitore a prendersi i ceci, a prendersi le cose, o il detersivo o quel che è, ora tutto imballaggi che poi si buttano e continuamente. Quindi abbiamo ancora del bello spazio da poterci lavorare sopra, e questo vuol dire programmazione a lungo termine. Questo è fondamentale, cioè dobbiamo pensare da qui a 10 anni, 20 anni cosa facciamo di quello che oggi sappiamo, applicare la scienza in toto. Per quanto riguarda il discorso che diceva sul Covid, allora ci sono degli studi anche sul fatto che potrebbe addirittura aumentare il contagio, l'inquinamento, ma questi sono estremamente dubbi ad oggi che io sappia. Quello certo che, vabbè, dal punto di vista medico è quasi banale, una malattia respiratoria è peggio in un ambiente estremamente inquinato, ma questo vale per tutte. Le polmoniti di qualunque altro tipo vengono più facilmente, soprattutto in forma più grave nei luoghi dove c'è un maggiore inquinamento. Questa è medicina, potrei dire tranquillamente di base, cioè qualunque tipo di infezione polmonare che ti venga in un luogo dove si respira male, dell'aria cattiva. Difatti una volta dove si andava per curarsi? In alta montagna, vicino al mare, cioè sono cose proprio di un tempo. Quindi per intenderci, queste cose qui, quindi io personalmente non so se aumenta il contagio vivere in un ambiente inquinato, che però possa peggiorare le condizioni dei pazienti, di questo ne ho una certezza, ma lo avrei anche se parlassimo di altri tipi di polmonite, non solo di questa. Chiarissimo. Sì, però abbiamo una situazione di questo tipo. Pensiamo sempre a tempi brevi, 10, 20, 30 anni, qualcuno pensa anche a fine secolo. Ma se i romani avessero inquinato quanto inquiniamo noi, non ci saremmo oggi? No. Ecco, allora vuol dire che la cosa diventa urgente, ma molto urgente. Per cui il riciclare una cosa che non c'è, se non produco quel prodotto che non è riciclabile, faccio a meno di riciclarlo. Perché scusate, io vengo da un dopoguerra, seconda guerra mondiale, e non è che soffrivo se non avevo tutta la plastica che c'è oggi, non è che ci ammalavamo di più perché non c'erano tutte le cose che ci sono oggi. Oggi bisogna veramente tornare coi piedi per terra, e se non vado a fare le vacanze alle Bahamas, le posso fare a Jesolo, che è comunque una città, una spiaggia bellissima. Potrò andare a Milano Marittima, posso andare in Sicilia, va bene, ma andare a emettere io col mio peso dei rifiuti a 15.000 metri che non scenderanno mai più, abbiamo visto che a bloccare le linee aeree, io spero che sia così, ma il primo segnale è venuto che è tornato il vecchio inverno che io ricordavo dopo la guerra, cioè era freddo, c'era la neve, quello che oggi ci sbalordisce che ha nevicato ad Asiago. E allora a novembre io ero capo comitiva, avevo 18 anni, mi portavo 60 persone ad Asiago a sciare a novembre, fine ottobre, perché era normale che nevicasse. Allora, signori, ci vogliamo fermare un attimo, perché veramente possiamo anche correre dietro a questo continuo inquinamento, però se non ci diamo un fermo, perché il bruciare vuol dire bruciare ossigeno, emettere delle sostanze che sono inquinanti
e sostanze inquinanti che non spariscono immediatamente, rimangono nell'ambiente per un sacco di tempo. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci stiamo suicidando lentamente, ma a noi va bene, abbiamo l'età per cui possiamo godercela. Io credo che i miei nipoti abbiano dei problemi e i loro figli ne avranno molti di più. Quindi bisogna decidere che l'industria, così come è concepita, può solo fare danni. Allora anche l'industria deve sottostare a una logica che non è ecologica in senso così ideologico, ma una logica che vuol dire che certa chimica va fatta e certa altra va rifiutata. Ecco, prego. Sì, sì. Nel senso ci sta, e ci sta anche proprio come diceva prima, l'utilizzo delle risorse. Cioè oggi prima il professore parlava di Roma. Roma manda il rifiuto umido qui a Este, banalmente. Perché? Perché non hanno il coraggio di fare degli impianti per il recupero del rifiuto umido, e il rifiuto umido è oro, nel senso che è compost per i nostri campi, è cattura del carbonio, quindi abbassamento della CO2, cioè gli impianti fatti bene vanno fatti. Una piccola parte di incenerimento serve. Certo, ce lo siamo detti, c'è rifiuti ospedalieri, alcune frazioni che non sapremo cosa farci, ma perché la provincia di Treviso mi manda ad incenerimento, a smaltimento, scusate tiro fuori due numeri ma tanto per farvi capire le necessità, su 890.000 persone 53.000 tonnellate, e la provincia di Padova con neanche 100.000 persone in più ne manda il doppio. O perché Treviso ha una raccolta differenziata di altissima qualità all'80% e Verona, unico capoluogo in Veneto, non arriva al 50% di differenziata. Cioè qui dobbiamo anche dire, ridurre l'incenerimento vuol dire l'impegno di tutti per arrivare ad una differenziata maggiore e ad un recupero di materia. Banalmente ci raccontavano lo scorso giorno, qualche giorno fa, che il 20% della siderurgia in Italia vive grazie al riciclaggio delle auto, al ferro delle auto, ed è una siderurgia buona perché ha bisogno di meno allacciati forni elettrici senza grossissime emissioni. Quindi la realtà, la tecnologia, la scienza sta portandoci in quella direzione. Quello che contestiamo noi, per esempio sull'inceneritore di Padova, è che vengono prese delle decisioni senza una pianificazione chiara dietro. Cioè oggi abbiamo un piano rifiuti in Veneto scaduto che diceva noi dovremmo produrre al 2020, cioè al mese scorso, dovremmo produrre 100 kg a testa di secco. Allora, se tutto il Veneto avesse raggiunto questo obiettivo, potremmo addirittura andare a pensare a ridurre qualcosa. Purtroppo questo obiettivo qua non è stato raggiunto da tutto il Veneto, sebbene il Veneto sia la prima regione in Italia per raccolta differenziata, ma l'obiettivo è avere un piano e l'impegno
dal livello regionale agli amministratori locali, ai singoli cittadini a seguirlo. A questo vanno aggiunte le normative europee sull'eco-design, come già mi diceva prima il direttore, per produrre qualcosa conoscendo già sapendo già che questa diventerà materia prima seconda, cioè che non andrà a... Scusate, ma sì. onoriamo il nome di questa trasmissione, Match, Sì, per cui ecco. proviamo un po' a contrapporci, cioè nel senso che stiamo parlando di cose senz'altro ragionevoli, cioè nel senso un po' come nella salute, guarda che con i tuoi comportamenti di vita tu riduci di molto la morbilità e la mortalità, cioè se non fumi riduci, e sono tutte argomentazioni corrette, ma le potremmo usare ora per dire non facciamo più gli ospedali? Allora oggi per risolvere un problema di smaltimento dei rifiuti in grandi concentrazioni urbane, e penso proprio a Roma, quando Parigi ne ha 3 o 4 di inceneritori, Tokyo ne ha 40, Copenaghen tutti sappiamo di quel dell'inceneritore con la pista da sci sopra del secondo o terzo che ha Copenaghen e così via. Oggi che cosa andiamo a dire ai cittadini? Cioè mi sono trovato con il sindaco di una città in Calabria, a Rende, vicino a Cosenza, che come Treviso ha l'80% di raccolta differenziata, virtuosissima, e dice ma adesso dei rifiuti del 20% dove lo metto? Oltre a tutti gli scarti poi della raccolta differenziata, perché dopo non è che ho solo un 20%, più tutto lo scarto che c'è, che è significativo. Cosa faccio? E i cittadini dicevano no, dobbiamo riciclare tutto, ma cosa ce li facciamo? Ce li mangiamo. E allora possiamo dire che gli inceneritori in certe realtà dove c'è una forte densità abitativa servono e sono ineludibili, come prendere la macchina per raggiungere un posto dove, è chiaro, la macchina inquina, ma se devo raggiungere un posto dove non c'è nessun servizio pubblico la devo usare perché a piedi non ci arrivo. Allora quindi questo è qualcosa che dobbiamo renderci conto, e che tutti i sistemi sono come mezzi di trasporto. Se anche l'aereo è inquinante, ma se devo andare a Pechino prendo l'aereo e non ci vado in bicicletta, anche se è più salutare. E questo è il punto sul quale a mio avviso dobbiamo convergere, perché se no parliamo delle belle cose, delle prospettive, però poi tiriamo fuori che gli inceneritori, e che poi non è vero, perché noi stiamo facendo proprio uno studio scrutinando 9.000 articoli, e gli articoli più recenti che fanno riferimento agli inceneritori moderna tecnologia concludono che non c'è nessun tipo di questo impatto così terrorizzante come avete parlato prima. Certo. Dottoressa, lei cosa risponderebbe al professore? Sono un po' perplessa, perché quello che io so è che ad esempio l'inceneritore di Copenaghen praticamente ha creato dei problemi grossissimi politici per chi l'ha creato, che ha dovuto dimettersi. Ci sono state, perché è stato più un'operazione di marketing meravigliosa con la pista da sci in cima, ma che proprio non è esattamente la direzione che poi successivamente ha voluto prendere Danimarca. Io queste sono le notizie che ho, poi magari sono diverse. So anche ci sono grosse città in Inghilterra e vedevo anche dalla stessa tabella la Germania, vedevo che riciclava al 70%, quindi la Germania mi sembra che non sia un piccolo paese, ho visto la tabella che mostrava il professore. Quindi dire che tutti vanno in quella direzione io non la vedo proprio così. Poi parliamo, perché ricordiamoci, c'è un problema particolare che abbiamo e che non ce l'ha Roma a questi livelli, della pianura padana, la regione più inquinata di Europa. Cioè, neanche il Giappone ha il nostro problema così grosso, cioè, forse Tokyo, ma noi siamo a dei livelli di inquinamento in questa pianura che non ci possiamo più permettere questo lassismo di vabbè, è andata così negli ultimi 70 anni, continuiamo a far così. Qui dovremmo non soltanto sull'incenerimento, cioè dobbiamo mettere la differenziata spinta, il riscaldamento deve anche cambiare totalmente, perché chiariamoci, Padova, 50% della nostra produzione di PM10 viene dall'industria.
29% viene dal riscaldamento, 27% viene dal traffico. Quindi Padova comune, certo, siamo qui, dobbiamo ripensare a moltissimo. Cioè abbiamo da pensare quel 29% del riscaldamento, mettere fotovoltaico a manetta, fare dei sistemi di scambio elettrico in maniera tale da... cioè si possono fare tante cose, non è che già si note oggi, non cose da inventare. Sulla parte industriale ovviamente vanno aumentati i filtri, cioè se abbiamo il 51% che arriva, no esattamente era il 47% più una quota che arriva dai mezzi pesanti e quindi arriva a oltre il 50% con quella. Ma voglio dire, questa grossa quota vuol dire che abbiamo bisogno di filtri che fermino le PM10, che ci permettano di migliorare anche da quel punto di vista. Cioè noi stiamo parlando comunque, al di là di solo Padova, tutta la pianura padana non può sistemarla solo con un problema, vabbè è stato così fino a 70 anni, ora Roma avrà i suoi problemi, ma io sinceramente là si respira un'aria diversa da quella che respiriamo oggi qua, a parte che anche loro avranno i loro problemi di traffico, però noi veramente abbiamo un'area estremamente inquinata. Noi per arrivare a un'area un po' meno inquinata bisogna arrivare su in Cadore, cioè ci rendiamo conto? Neanche anche ma Belluno... cosa c'entra l'incenerimento? Stiamo parlando di inquinamento e sono d'accordo con lei, anzi fra le utenze termiche no, gli inceneritori, i moderni inceneritori sono quelli che danno meno inquinamento. Allora io le dico subito cosa c'entra. L'inceneritore di Padova purtroppo non è che insiste su una zona, dice a 10 km intorno che non ha niente, a 10 metri a Villette, purtroppo si trova al centro del comune di Padova perché è a 1 chilometro dalle porte di Padova. Noi quindi purtroppo siamo al centro di una zona industriale e quindi no, non è al se centro di una zona industriale, non è al centro di una zona industriale, è purtroppo perché allora era al centro di una zona industriale, è stato costruito negli anni 70, negli anni 70 quelle villette non c'erano, quindi lì era al centro di una zona industriale, poi la zona industriale si è sviluppata più a est, dagli inceneritori in poi, e nella zona sotto l'inceneritore abbiamo semplicemente tutta la zona di Terra Negra, Forcellini, e si prendono tutto l'inquinamento e arriva anche al centro di Padova. Purtroppo siamo attaccati a zone, tutta intorno c'è la zone abitative. E purtroppo, allora, se si pensa a fare un grosso inceneritore, perché parliamo di 265.000 tonnellate anno, un grosso inceneritore che praticamente riuscirà a smaltire tutti i rifiuti del Veneto quando la differenziata sarà all'80%, forse pensarlo in centro a una città grossa come Padova, parliamo di 210.000 residenti più tutti quelli che vengono a starci per l'università eccetera, mi pare forse non proprio il luogo giusto, ecco, se vogliamo, allora, di fronte al nuovo ospedale di Padova, perché sarà a 400 metri, certo. Cioè noi non è questione di essere contro l'incenerimento tout court, è pensare a un sistema rifiuti che sia compatibile con la vita delle persone che stanno a 10 metri perché sono dall'altra parte del fiume. Sì, le villette, certo. Purtroppo. Allora, io vi posso dire per esperienza e per vita vissuta che ci fu una grossa polemica quando nacque questo inceneritore, perché comunque è vicino a Padova. Seconda cosa, un inceneritore deve avere una posizione, perché dobbiamo calcolare che io emetto un inquinamento, ma anche se sono a 10 km, se diciamo, lo spostamento dell'aria, il vento a determinate inclinazioni, chiaramente va a inquinare comunque anche se è distante. Se non lo mettiamo in mezzo alla laguna comunque succede. Allora vi posso raccontare che alla fine del secondo conflitto mondiale in centro a Padova non si poteva respirare. Perché non si poteva respirare? Perché da Marghera, 20 km di distanza, arrivavano tutte le esalazioni e finalmente hanno cominciato a pensare di mettere i filtri, di fare determinate cose e quindi le cose si sono abbassate. Non distante da qua c'era un'azienda che produceva seta artificiale ed era la viscosa, no?
e quando facevano lo scarico della viscosa a Padova non si respirava più. Quindi sono cose antiche. Purtroppo i nostri politici, ne dico uno per tutti, quello che ha chiuso Via dei Ponti Romani, che è stata una follia e l'ha chiuso anche male perché si poteva fare anche un passaggio delle filovie sotto i ponti e non sopra. Comunque ha fatto un disastro. Padova è stata sempre gestita alla meno peggio senza avere un programma e un progetto. Hanno costruito via Forcellini che oggi ha 2 corsie, va bene, ed è l'entrata più importante che abbiamo a Padova. Quando fu fatta, va bene, dal sindaco Crescente poteva fare 6 corsie perché lì non c'era nessuna costruzione. Allora bisogna che questi politici non vadano di pancia, ne abbiamo le scatole piene, ma vadano di testa usando i professori universitari, visto che Padova ne ha tanti, che facciano un progetto a 100 anni. Quando hanno fatto la tangenziale, io il signor Zanonato, che lo conoscevo perché l'ho visto nascere, gli ho detto guarda che non è una tangenziale questa, tra 20 anni ci impiccheremo qui dentro, e difatti, ma non ha lasciato nemmeno lo spazio laterale, per cui dice vabbè domani la possiamo allargare, perché hanno costruito le aziende vicino alla tangenziale. Ecco, peraltro poi chi lavora dentro quelle aziende assorbe una quantità di materiale tossico che è mostruoso, altro che inceneritore. Allora, se vogliamo fare solo... Scusi, dica. No, è bravo, è esattamente questo. Quando parlavo di zone industriali, prima intendevo dire che l'inceneritore ha un effetto appunto confondente rispetto a tutte le altre utenze che emettono inquinanti, per cui quando mi parla delle villette, siamo vicino a una zona industriale, magari andiamo a vedere tutte le possibili fonti di inquinamento, di polveri eccetera eccetera, e vedremo che l'inceneritore, come risulta da diversissimi studi, è quella che meno contribuisce a questo, mentre invece è quella su cui si appunta di più l'attenzione. Ricordo quando ad Aosta erano contrari a un inceneritore e loro hanno nel centro della città una ferriera di vecchio tipo che inquina per ordine di grandezza 100 volte di più di un inceneritore. Certo. Cioè noi ci accaniamo a volte contro un sistema che, ripeto, come è emerso anche la discussione, fondamentale, sul quale non dobbiamo fondare lo smaltimento di rifiuti, ma utilizzarlo, come dicevo prima, come per costruire un tavolino mi serve pinza, cacciavite e martello. Ecco, non possiamo dire che il martello è cattivo e dobbiamo usare solo il cacciavite. Se entriamo in questa logica integrata, riusciamo a risolvere dei problemi ed essere d'accordo. E oggi, se dobbiamo risolvere un problema e ci serve un cacciavite, dobbiamo dire che dobbiamo utilizzarlo. E poi possiamo parlare in futuro di non aver più bisogno del cacciavite perché abbiamo trovato un sistema ecologicamente più abbordabile. Ma i problemi dell'oggi sono quelli che dovremmo affrontare, avere il coraggio di dire alla gente guarda che per questa realtà c'è bisogno di un inceneritore, ci sono bisogno di impianti. No, aspetti però un attimo. Scusa un attimo. Sì, vai, prego. Sì, prego. No, io non ne capivo, cioè, posso capirla a sua vocazione, ma lei prima ci ha parlato di Roma. Lei attende che per risolvere il problema dei rifiuti di Roma dobbiamo bruciare il tal quale, perché se l'approccio che lei mi sta dicendo è io ho una città, e non è solo Roma che è un'emergenza di rifiuti, per risolvere il problema di una città devo bruciare tutto tal quale senza recuperare nessun'altra materia. Follia. Cioè Non riesco ad essere d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei se quella parte che è in eccesso rispetto all'economia circolare viene ridotta il più possibile e l'incenerimento risulta l'ultimo step di una catena di impiantistica che mi consenta di valorizzare ogni singolo materiale.
Bravissimo, signor De Candia, dottor De Candia, e credo che sia proprio questo il problema. Ho fatto proprio il caso di Roma. Io penso che a Roma sia necessario fare un impianto di trattamento, magari proprio anche un incenerimento, per tutti quei rifiuti che Roma manda all'estero. Certo. O dobbiamo mandarli all'estero per forza? Ma recuperiamo è moralmente accettabile. Allora, raccolta differenziata spinta al massimo, recuperiamo tutto recuperabile, l'organico tra l'altro che brucia male, ma Roma ha bisogno di un impianto di incenerimento, perché se no non esce fuori. E lei la riprova che lo manda fuori a incenerire. Vuol dire che ce n'è bisogno. Sì, se no perché la manderebbe fuori troppo bassa. Professore, posso dirle che Roma può bruciare i suoi scarti tranquillamente. Dietro però, questo è un meccanismo di cui questa sera non ne parliamo più di tanto, dietro c'è la mafia, ha presente M-A-I-F-I-A, ecco, c'è la mafia e quindi andare a incenerire in un paese del nord vuol dire che ci magno sopra e divento anche ricco, ma questo è un altro problema, è un problema tipicamente italiano, va bene? Ma sono problemi anche di altri paesi perché poi noi lo facciamo in forma mafiosa, invece la Germania lo fa in forma organizzata, ma comunque ci sopra sui rifiuti. Se invece produciamo, come dicevo prima, riusciamo a produrre qualcosa che non diventa un rifiuto ma un riciclabile, allora cambia il discorso. Ma io vorrei impostare questa discussione tra quello che è l'emergenza e quello che è il sistema. Cioè l'emergenza, noi siamo in totale emergenza e più passa il tempo e più saremo in emergenza. È come uno che è in mezzo al deserto che ha bisogno di un bicchiere d'acqua, è disponibile a farti un assegno di 1 milione di euro purché gli dai 1 litro di acqua per campare, perché a questo punto domanda e offerta sappiamo cosa vuol dire, è il giochino dell'economia. Però superata l'emergenza, io lì ci faccio un pozzo, perché tutti possono andare se mi trovo in quella direzione, su quel percorso, il mio cammello si ferma, beve l'acqua e si può ristorare e ci metto anche 4 palme. No, cosa che facevano una volta, non è che le palme crescevano per i fatti loro, avevano dei percorsi e le rendevano percorribili. Questa questa mancanza di proiezione. Allora, giustamente il professore dice cerchiamo di recuperare l'attuale, perché l'attuale è dannoso. Ma però bisogna cominciare a fianco di questo, mettere insieme un sistema progettuale che ci porti ad essere virtuosi, anche perché io quando butto via la plastica non è che sono cattivo, c'è qualcuno che mi rende cattivo, perché quella plastica non va buttata via se può essere riciclata. Allora c'è qualcuno a monte che mi costringe e se questo a monte, se questa è democrazia, anche l'ecologia è democrazia, allora anch'io devo contare, sapere, e questa è la trasmissione, riuscire a condividere determinate idee e dire questa materia la insegno anche a scuola, non mi basta solo il latino e tutta la cultura che ci raccontano che tutte sono una quantità di balle mostruose, Quando io leggo i libri dei miei nipoti sulla storia di Roma mi viene da ridere, perché sembra la favola di Biancaneve. I romani furono i primi a cambiare il clima del Mediterraneo. Nella Libia c'erano gli elefanti, le tigri e i leoni e le iene. C'erano foreste e sono state demolite per coltivare il grano. E abbiamo visto cos'è. Leptis Magna, se voi andate a vederla, era una città più bella di Roma, perché era ricca, produceva grano. Poi quando è stata abbandonata non c'erano più gli alberi ad alto fusto, è diventato tutto deserto. Questo è stato l'effetto di Roma nel giro di 500 anni, anzi forse meno, 400-300 anni. Allora, siccome noi abbiamo la capacità con questi computer di riuscire a fare i calcoli a lunga distanza, mettiamo in piedi due fattori, professore. L'immediato, che è giusto perché e il futuro, invece dire, allora, quale sarà la scelta? Giustamente la mia domanda è, la pianura padana consente uno smaltimento di quel genere? Io credo di no. Prego. Aspetta, vorrei
vorrei portarvi su una cosa che ci può trovare tutti d'accordo, cioè che è questa è una vignetta che avevo fatto io proprio per un editoriale una volta di una rivista, era che appunto io proteggo l'ambiente producendo meno rifiuti, l'altro invece pensa di produrre l'ambiente facendo la raccolta differenziata. Questo per dire che la raccolta differenziata va a sottolineare quel problema che diceva lei, cioè appunto del forte consumismo, che poi sì, io cerco di separare per recuperare, però il primo punto anche del sistema gerarchico europeo di produzione dei rifiuti è che devo ridurre la produzione dei rifiuti, devo minimizzare. È il primo punto, però è il punto che non viene contabilizzato né affrontato in termini tecnici. Non ci sono degli appalti per dire minimizziamo i rifiuti, e questo è veramente un punto negativo. Ci siamo concentrati molto sulla raccolta differenziata e va bene allo stato attuale, però non abbiamo fatto molto, ma a livello proprio, ripeto, tecnico, normativo. C'è solo questa questo bel desiderio, a questo punto lo chiamo così, quasi filosofico, bisogna minimizzare i rifiuti, ma in termini tecnici, pratici, non viene fatto niente. Per cui quel triangolo, che è il triangolo della gestione dei rifiuti, si presenta per certi versi un quasi, scusate se, non so se sono ancora in condivisione, si presenta quasi invertito, cioè la teoria è quella che vediamo a sinistra: prevenzione, preparazione per l'utilizzo, riciclaggio. La realtà è al contrario, ancora abbiamo troppe discariche di rifiuti tal quali, e queste senz'altro sono contaminanti, però abbiamo poi pochissima prevenzione, e questo è un punto su cui sono d'accordo che dobbiamo lavorare di più, ma in prospettiva, perché l'oggi c'è dietro il collo con il fiato di tonnellate di rifiuti che non sappiamo dove mettere, e che quando non sappiamo come mettere non troviamo niente di meglio che portarle all'estero, col cosiddetto sistema del trafficking, così è chiamato, e che già col nome un po' può echeggiare quello che diceva il direttore, cioè degli interessi economici che ci possono anche essere dietro. Ma un po' come diceva Draghi quando parlava dei processi lenti, della corruzione, eccetera, eccetera, la burocrazia lenta, così non fare gli impianti è alla base di questo trafficking, e quindi anche dei traffici illeciti, dei guadagni illeciti quando appunto non mafiosi. Certo, beh, questo appunto, come si diceva prima, è un altro problema, è un'altra, come dire, è una problematica importante della questione dei rifiuti. Ma il tempo scappa via, volevamo proporvi un contributo riguardante la plastica per quanto riguarda il riciclo, e anche il suo utilizzo eventualmente per, come dire, per ottenere un beneficio anche per la cittadinanza. Sentiamo cosa ci ha detto il professor Michele Modesti, che è del Dipartimento di Ingegneria Industriale all'Università di Padova. Vediamolo. Quasi tutte le plastiche, o praticamente tutte le plastiche, sono riciclabili o per via meccanica, quindi riciclo fisico-meccanico come viene definito, o, se questo non è possibile, la termovalorizzazione è considerata la forma peggiore del riciclo, ma è sempre un riciclo dove si recupera una buona parte dell'energia che io ho speso per produrle, non tutta, ma una buona parte di questa energia può essere recuperata per produrre energia elettrica, che viene venduta, immessa nelle reti dell'Enel o quello che è, oppure per teleriscaldamento. Siamo stati con gli studenti in visita al termovalorizzatore di Brescia, ed è uno dei casi in cui è stato fatto anche proprio la città, viene tutto il riscaldamento della città, sono state tolte tutte le caldaie perché viene scaldata da dei tubi che partono dal termovalorizzatore e arrivano nelle singole case, come una rete telefonica. Quindi il costo della bolletta termica ed elettrica è bassissima.
Ecco, questo ad esempio un utilizzo sicuramente virtuoso di un termovalorizzatore che appunto a Brescia è stato realizzato, nasce ancora il teleriscaldamento, nasce nel 72 a Brescia, che è stato sviluppato e oggi interessa 20.000 edifici e 130.000 abitanti, quindi sono 20.000 edifici che diciamo non accendono la caldaia e questo chiaramente ha un effetto benefico sull'ambiente. Ecco, io volevo un'ultima considerazione da parte vostra, perché ormai siamo in chiusura. Allora, io credo che le indicazioni siano venute fuori da questa trasmissione su quello che deve essere l'impegno dei cittadini, ma anche, credo giustamente, un cambio di tendenza anche per quanto riguarda l'industria. Bisogna cambiare la produzione, bisogna essere consapevoli che se produco qualcosa devo sapere anche poi come lo riutilizzo. Maria Elena Martinez. Allora, intanto specifichiamo che a Padova il teleriscaldamento, nonostante che abbiamo l'inceneritore dal 72, non c'è. Oltretutto diciamo che loro sono obbligati a recuperare l'energia che producono, ma la riutilizzano per l'impianto stesso o la rivendono in rete, ma a noi non arriva nulla. Io abito non molto distante, a 1 chilometro di distanza dall'inceneritore di Padova, quindi il nostro non possiamo chiamarlo termovalorizzatore, perché alla cittadinanza questo non arriva, non siamo come l'impianto di Brescia. Prima cosa. Oltretutto diciamo che nel 70 potevo ancora accettare una cosa di questo genere, secondo me 50 anni dopo diventa dura. Cioè mettessero anche se non è la loro intenzione, ma costruissero le infrastrutture per fare una cosa di questo genere, perché non è una cosettina immediata. Certo. Non è che mi vado a prendere l'energia, me la devono portare a casa, io che abito nei pressi dell'impianto, però sinceramente il problema è che 50 anni dopo quello che desidero è: mi va bene, abbiamo il nostro piccolo incenerimento, ma diminuiamo al massimo i rifiuti per... Certo, questo è il concetto. Esatto, che abbiamo già ribadito. Qual è il punto? Uno dei punti legati a questi tipi di impianti però è che non ti impegna, non è che li accendo adesso per l'emergenza e poi li spengo subito. Purtroppo oggi li approvo, tra 5 anni effettivamente va in opera, in funzione, e lo spengo tra 40 anni. Quindi diciamo che per questo è necessaria una programmazione. Il mandare momentaneamente all'estero del rifiuto, perché tanto quegli inceneritori che ricevono vuol dire che un inceneritore non si accende e si spegne, deve funzionare. Quindi se ho l'inceneritore a Brescia, in Germania, dove sia, che non ha abbastanza rifiuti da bruciare, il motivo per cui gli portiamo noi i rifiuti è perché non ne hanno abbastanza. Ok? Certo, quindi in realtà non è che è sbagliato utilizzarli finché ci sono, essendo che loro devono funzionare per essere ammortizzati. Quello che è sbagliato è costruire un inceneritore pensando: ah, ma tanto tra 10 anni lo chiudo. Un attimo, certo, devo fare programmazione adeguata. Certo, ecco. Certo. Piero De Candiani. Io per concludere mi appello a due cose: all'innovazione e alla programmazione. Bravo. Innovazione nel senso che sono necessari degli impianti e l'innovazione non deve essere ostacolata dalla burocrazia. Un impianto, il primo impianto, anche questo al mondo in Veneto, che produceva la preforma delle bottiglie di plastica con plastica completamente riciclata al 100%, non poteva venderle in Italia. Perché? Perché la legge non lo consentiva. Per fortuna c'è stato un emendamento che ha cambiato questa cosa, e c'è l'impianto della SIPA, che è la Zoppas, scusate se cito le aziende, ma sono veramente delle innovazioni tecnologiche fantastiche. Ora può vendere anche in Italia. Seconda cosa, pianificazione. Non creiamo l'ultima cella, cioè quella della termovalorizzazione, senza pianificare, senza
avere degli obiettivi su quanti rifiuti produrrò fra 10, 15 o 20 anni. Certo. Professor Cossu, chiudiamo con lei. Sì, io sono d'accordo appunto sulla necessità di pianificare, e non avrebbe proprio senso di dire faccio un inceneritore perché poi fra 10 anni non ne avrò più bisogno, ma faccio un inceneritore perché sulla base del flusso dei rifiuti avrò e quindi in termini realistici avrò questa quantità di materiale che vado a recuperare, questa quantità di materiale invece che di scarto che devo andare a mettere e a reintrodurre nel terreno proprio per chiudere il ciclo della materia, perché tutto quello che non rimetto nel terreno dopo averlo preso dal terreno come risorsa mineraria, altrimenti mi rimane in giro ad aumentarmi l'inquinamento diffuso. E dopodiché avrò tutta una serie di materiali invece che dovrò smaltire proprio per ridurne fortemente il volume. Se arriviamo a una conclusione di questo tipo, non ideologica, perché ecco, dire che gli inceneritori fanno venire tumori eccetera è smentito proprio dall'indagine accurata che abbiamo fatto noi, ripeto, di 9.000 lavori e che fra un po' proprio pubblicheremo. Per cui anche perché certe preoccupazioni nascevano quando gli inceneritori non erano dotati di tutti i presidi che ci sono ora. Così come io sono d'accordo che l'inceneritore deve essere un qualche cosa che deve essere necessitato dalla realtà, altrimenti va bene appunto la discarica per smaltire i rifiuti finali. Ci sono tante realtà dove l'inceneritore non ce n'è bisogno, però ripeto, una realtà come Roma, facendo proprio i conti e portando anche con tassi di riciclo molto elevati, che in genere sono sempre difficili per le grandi metropoli, vedrete che Roma di un inceneritore ha bisogno, ripeto, come ne hanno bisogno tutte le grandi metropoli del mondo. Cioè non è che Madrid, Parigi, Berlino, Amburgo, Londra, la stessa Londra che per un sacco di tempo non hanno avuto inceneritori, ripeto, Singapore, Tokyo, hanno inceneritori, e quindi se fosse la Svizzera, poi Zurigo è stato il primo inceneritore che abbiamo avuto in Europa, se ci fossero tutte queste preoccupazioni, immaginatevi questi paesi che hanno nella tutela dell'ambiente uno dei loro cavalli di battaglia, e senz'altro nessuno può dire che in Svizzera non tutelino l'ambiente o in Danimarca non tutelino l'ambiente, però un modo di tutelare l'ambiente è fare gli impianti di smaltimento, perché laddove non ci sono impianti di smaltimento, lì sì che ci sono i problemi, da lì sì che possono partire le infezioni, da lì sì che possono partire le epidemie. Grazie professore. È vero, però puntiamo sul non inquinamento, nel senso che non creiamo prodotti che poi abbiamo problemi a smaltire, perché purtroppo il pianeta è quello che è. Finito. Se fosse 100 volte più grande potremmo prenderci un po' di tempo. In questo momento non abbiamo tempo da perdere e quindi vediamo di andare in questa direzione. Come la vita è uno solo. Ai politici faccio una raccomandazione: mettete le persone in condizione di poter sapere cosa sta succedendo, perché creare dei inceneritori e uno si trova la mattina con gli inceneritori dietro casa senza neanche saperlo non è democrazia. Non è che se uno usa il vaffa allora è democratico, perché posso dire vaffa. Il democratico è il politico che una volta viene eletto poi non rispetta o non è in grado di capire quali sono i veri problemi. Certo. Grazie a tutti. Bene, grazie agli ospiti che sono stati con noi, grazie a Maria Elena Martinez, medici ISLE, Medici per l'Ambiente, grazie al professor Raffaello Cossu in collegamento, e grazie a Piero De Candia, direttore di Lega Ambiente Veneto. Bene, noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con TV7 Match è la prossima settimana. Prossima settimana abbiamo un appuntamento con la storia veramente particolare, parleremo di Nikita Khrushchev e del 1956 al 20° congresso del partito, la denuncia di una parte, se non altro, dei crimini di Stalin.
Non è la denuncia, è il coraggio di fare una denuncia in una situazione che sappiamo quello che era. Certo. Siamo nel mezzo della guerra fredda, quindi creare una debolezza nei confronti dell'Unione Sovietica, perché espongo quello che è stato il vincitore della seconda guerra mondiale, Stalin, e metto in crisi, però nello stesso tempo ho il bisogno di dire quello che è stato l'Unione Sovietica dalla morte di Lenin fino al 1953, e l'Unione Sovietica deve cambiare. Però questo non è stato, diciamo, è stato un passo avanti, un atto di coraggio di Khrushchev, che poi naturalmente le cose non sono così rapide da cambiare, ma non fu nemmeno ben accettato, se non strumentalizzato, questo fatto che doveva essere invece recepito come un momento di abbassamento di una guerra fredda che si poteva, diciamo, raffreddare molto di più a mano che invece lo scontro continuò, si arrivò a quello che abbiamo visto, i vari scontri di scacchiere, e quindi ci vuole sempre anche la volontà da parte dell'avversario se si vuole abbassare il livello di scontro. Bene, ecco, parleremo anche dell'ospedale di Padova, il Costruendo ospedale di Padova, cercheremo di fare il punto della situazione in un anno sicuramente particolare, quindi appuntamento venerdì prossimo, ore 21, TV7 Match. Buonanotte a tutti.